Il mercato delle costruzioni e l'economia regionale del Veneto nel corso del 2014 e le previsioni del 2015. Questi sono i dati che sono stati presentati oggi in Unioncamere Veneto dall'Edilcassa del Veneto e l'Ufficio Studi di Unioncamere, grazie alla collaborazione che hanno da anni in quest'ambito. A presentare i lavori Federico Della Puppa per l'Edilcassa e Serafino Pittingaro per l'Unioncamere. Lo spaccato che emerge è un Veneto che ha avuto un 2014 difficile, l'edilizia ancora peggio dell'economia generale, però i dati del 2015 prevedono alcuni spunti di novità. Forse più per l'economia regionale che per l'edilizia, però grazie al piano casa e agli interventi che questo ha agevolato, qualcosa si intravede di positivo per il futuro. Al convegno ha partecipato anche il vicepresidente della Regione Veneto Zorzato, che è anche assessore all'urbanistica. I dati presentati sono straordinari. In un momento di crisi l'edilizia da piano casa ha avuto 3 miliardi e 2 di investimenti in Veneto, fatti di piccoli interventi di 30, 40, 50 mila euro. Più di 30.000 posti di lavoro che dalle imprese artigiane piccole ai professionisti, 30.000 posti di lavoro garantiti da questa legge in un momento di crisi economica, quindi dati importantissimi. E la richiesta qual è? Semplificare, meno burocrazia, meno carte. E allora, se il piano casa era meno carte, se il piano casa era costruire sul costruito, cioè non consumare suolo, l'azione di governo che da oggi in poi si deve fare, e quindi questo lasciamo in qualche modo, è regolamento unico, cioè non più 580 regolamenti in Veneto, ma uno solo per tutti, semplice, quindi avremo meno carte, più certezze, quindi il no è no, il sì è sì, e si possa fare. Abbiamo approvato le varianti verdi, cioè, lo dico ai cittadini, chiunque avesse oggi con difficoltà quella che è classica di non riuscire a pagare l'IMU sull'otto fabbricabile che magari pensavi di avere per tuo figlio ed oggi non puoi, con una domanda al tuo sindaco, una semplicissima domanda al tuo sindaco, quell'IMU là non la paghi più, perché quell'otto torna ad essere quello che era e non resta edificabile, non paghi l'IMU. Mi pare una buona cosa anche in questa direzione. Allora, in un Veneto che entro fine anno, appalti già in corso, 730 cantieri già aperti, avrà la banda larga a 30 megabit per tutti noi veneti, quindi un Veneto che ha recuperato in 5 anni rispetto all'Europa, rispetto al mondo, in modo straordinario. Credo che semplificare, meno carte, meno burocrazia, più certezze sia il senso dell'incontro di oggi. Noi col piano casa, e ringraziamo molto sia stato fatto, siamo riusciti a rimediare un po', ma il calo è costante e è ancora in atto. Diciamo che in questo momento, come si dice, stiamo anteponendo l'ottimismo della volontà al pessimismo della ragione, perché anche in questi mesi, gli ultimi, i dati che abbiamo sono ancora di calo del settore, quindi se ci sono dei timidissimi segnali riguardano altre parti dell'economia, ma non il settore dell'edilizia. Lei diceva anche che il credito è la maglia nera per quanto riguarda l'edilizia, che rischia di penalizzare anche le imprese che oggi funzionano. Esattamente, proprio così, perché essendoci una grande difficoltà nel settore ed essendo moltissime le aziende del settore edile che sono in difficoltà, il sistema bancario evidentemente ha i suoi problemi, ma si chiude a riccio e le penalizza semplicemente per il fatto che sono imprese del settore dell'edilizia, prima ancora di controllare se sono virtuose o meno. Perché comunque ci sono delle realtà, quelle che hanno saputo adeguarsi alle necessità del momento, quindi che fanno riqualificazione, contenimento energetico, energie rinnovabili. Quelle sono floride, stanno bene, però proprio perché hanno un codice Ateco che è riconducibile all'edilizia sono già viste con sospetto anche queste, ecco, quindi si sta aggiungendo il danno oltre alla beffa, no? O la beffa oltre al danno, per cui anche chi potrebbe avere accesso al credito senza problemi viene penalizzato a priori. È stato un anno importante comunque il 2014, è nata Edilcassa dalla fusione delle due casse edili degli artigiani. Adesso rinnovate anche il contratto, diciamo così, l'accordo con l'Unioncamere per monitorare per altri 3 anni il settore. È importante dare
all'edilizia anche un segnale di come funziona, cioè dargli la temperatura? Sicuramente sì, intanto è stato un anno straordinario perché ha consentito alle rappresentanze del mondo artigiano di riunirsi in un unico ente bilaterale, che peraltro è anche la più grande dimensionalmente in Italia. E poi questo monitoraggio ci consente di attuare poi delle politiche mirate, cioè fatte su base oggettiva e non così su sintomi, no? Ecco, quindi è importantissimo avere il polso della situazione, è importantissimo trovare poi delle risposte adeguate in base ai dati che si trovano. Insomma. Il mondo dell'edilizia è stato bastonato in questi tempi, dal punto di vista soprattutto morale. Bisogna tornare alla moralità in questo mondo, bisogna espellere quelle infiltrazioni mafiose che nel territorio purtroppo ci sono, ormai le abbiamo viste, la questione della corruzione, quindi è un mondo che sta soffrendo, che ha bisogno di riprendersi la fiducia della gente, dei mercati, di non consumare più territorio, ristrutturare l'esistente. Quindi questo protocollo che abbiamo fatto oggi con Edilcassa va verso questo percorso, dove ci saranno dei rapporti e degli studi costanti per far vedere e far comprendere come si muove questo territorio all'interno del mondo delle costruzioni. Avete presentato oggi il rapporto 2014, quali sono gli indicatori principali di come è andata l'edilizia nel Veneto nell'ultimo anno? Diciamo che il principale indicatore positivo è quello della crescita del recupero delle ristrutturazioni, che è stata agevolata molto dal piano casa, e il confronto tra dato nazionale e dato Veneto dimostra che gli incentivi regionali hanno spinto il mercato 4 volte più velocemente che a livello nazionale. Più 1,7% a livello nazionale nell'ultimo anno, più 3,3% a livello Veneto, ma soprattutto nel lungo periodo che si vede la crescita. Negli ultimi 7 anni di crisi il settore del recupero delle ristrutturazioni a livello nazionale è cresciuto del 4,3%, a livello Veneto del 18,3%. Significa che gli strumenti incentivanti sono un ottimo veicolo per iniziare a mettere mano a quel nostro grande patrimonio edificato che per più del 50% in Veneto ha più di 40 anni di età, ma tra 10 anni saremo al 70%, quindi dobbiamo per forza di cose intervenire lì, e questo è il settore al quale guardare. Oltre il 60% di investimenti, 61,5% nel 2014 sono stati investimenti destinati al recupero e alla ristrutturazione. È il mercato sostanzialmente. In effetti quello che io ho visto nella ricerca è anche che inizia a piacere anche alle imprese medie, mentre negli anni passati erano le piccole che guardavano il piano casa con favore, adesso sembra che anche le medie iniziano a vederne un'opportunità di lavoro. Sì, diciamo che finora ci si era limitati un po' ai piccoli interventi, alle piccole azioni di aumento volumetrico o di intervento anche per la riqualificazione energetica, ad esempio, delle proprie abitazioni, ma magari sempre sulla cosiddetta villetta o sulla bifamiliare, eccetera. Oggi invece si inizia a mettere mano anche ai piccoli condomini, dove servono strutture più attrezzate anche dal punto di vista del numero di addetti. È quello che in gergo tecnico si chiama retrofitting, cioè noi lo chiamiamo recupero e ristrutturazione edilizia, però in realtà è guardare agli involucri edilizi e intervenire nel complesso degli interventi che fanno sì che un edificio non sia più un edificio energivoro, ma sia un edificio che invece magari produce energia e soprattutto garantisce migliori qualità e una ricollocazione sul mercato anche dal punto di vista della vendita o della locazione. Poter sintetizzare proprio al massimo, il 2014 è stato un anno di crescita piatta, quindi nel senso l'economia, diciamo, uscendo da una recessione ha mantenuto un livello di stagnazione fondamentalmente. Quello che ci aspettiamo per il 2015 è un cambio di passo, quindi noi, il Veneto ha tutte le caratteristiche per voltare pagina e noi prevediamo che nell'anno in corso la crescita del PIL dovrebbe attestarsi intorno all'1,1%, circa 4 decimi di punto sopra la media nazionale. L'export comunque lo fa da padrone, abbiamo visto.
L'export fa sempre da padrone e senza l'export il Veneto soffrirebbe moltissimo, cioè non riuscirebbe neanche a tenere il passo delle altre regioni. La novità del 2015 è che noi ci aspettiamo che i consumi delle famiglie crescano dell'1,7% e questo è un segnale molto importante che è iniziato come fenomeno alla fine del 2014 e dovrebbe irrobustirsi nel corso di quest'anno per poter arrivare nel bilancio del 2015 ad avere un apporto e un contributo positivo a quella che è la domanda aggregata. E nel 2014, altro dato interessante, le piccole imprese di manifattura hanno fatto meglio delle grandi. Esatto, e quello che ha sostenuto la produzione industriale nel 2014 sono state le imprese con meno di 10 addetti, quasi tutte artigiane. Questo è il motivo che sta dietro a questo comportamento è che molte di queste imprese si sono affacciate sui mercati esteri, quindi la platea delle imprese esportatrici è cresciuta sotto una soglia che veniva da molti considerati critica e questo ha dato una spinta all'interscambio commerciale, allo sviluppo del tessuto e ha garantito anche alle medie e grandi imprese di affermarsi anche su mercati meno accessibili per le piccole.